Salve, sono Enrico Accetti ed insegno all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Oggi continuiamo ad occuparci degli impianti estetici orizzontali presenti nelle opere architettoniche. Precedentemente abbiamo fatto cenno ai parquet, ovvero ai pavimenti in legno e ai loro impianti di disegno decorativo. Oggi invece ci occupiamo in particolar modo degli impianti verticali, cioè dei rivestimenti in legno applicati alle pareti delle sale di rappresentanza in particolar modo e nello specifico di palazzi nobiliari antichi. Così come per i pavimenti, anche nei rivestimenti verticali è presente nella tradizione italiana, che si è affinata in particolar modo tra 700 e 800, un impianto di disegno ed un gioco prospettico, oltre che ad una vastissima gamma di essenze lignee, particolarmente indicata a dare ricchezza ed importanza estetica agli ambienti in cui vengono a trovarsi queste opere d'arte. Occorre spendere qualche parola in merito alle qualità di questo materiale, ovvero il legno impiegato già dai tempi del Rinascimento da bravissimi intagliatori e progettisti. In particolar modo vorrei fare riferimento ai materiali utilizzati, tenendo presente che in quell'epoca non erano ancora stati importati i cosiddetti legnami esotici, che nel corso del tempo avrebbero arricchito ulteriormente la tavolozza cromatica a disposizione degli intagliatori. In genere erano impiegati i legnami autoctoni, cioè quelli europei, come il noce, il pero, il ciliegio, il pioppo, la quercia nella sua varietà di rovere, il frassino e la fusaggine, e probabilmente in alcune situazioni, per avere particolari effetti di venatura simili al marmo, anche l'ulivo, che è una pianta che cresce tipicamente nel bacino mediterraneo. Già nel Rinascimento abbiamo grandiosi esempi di realizzazioni di rivestimenti in legno in palazzi nobiliari. È il caso dello studiolo di Gubbio, realizzato su commissione di Federico da Montefeltro ed eseguito dagli intagliatori della bottega di Giuliano da Maiano. Oggi purtroppo questo studiolo, o certo quest'opera d'arte, non è più di proprietà italiana e dunque non è più nel nostro paese, ma è installato al Metropolitan Museum di New York. In questi lavori troviamo dei veri e propri azzardi prospettici e, oltre che negli impianti decorativi e ornatistici per quanto riguarda gli incorniciamenti delle campiture, che sono a motivo fitomorfico o talvolta con richiami alla figura umana o animale, troviamo, dicevo, un particolare riferimento al rigore della geometria, con una sovrabbondanza di figure poliedriche organizzate in modo prospettico. Possiamo vedere come nello studiolo di Gubbio sia anche presente una vera e propria organizzazione scenografica dell'ambiente. Infatti, la simulazione prospettica presenta al visitatore arredi che sono rappresentati, potremmo dire, in trompe-l'œil, cioè sono presentati con la finzione tridimensionale su un supporto, ovvero su una superficie bidimensionale. Veri e propri mobili sono rappresentati su questi rivestimenti dello studiolo di Gubbio. Infatti possiamo vedere librerie con ripiani sui quali sono posizionati strumenti, suppellettili, oggetti per la pratica della geometria, come un compasso, della musica, come uno strumento a corde, e possiamo anche dire che questi oggetti, cioè l'arredamento che viene rappresentato sulle pareti dello studiolo, fanno un diretto richiamo a quelli che sono i veri e propri oggetti d'arredo presenti e che possiamo incontrare in un qualunque locale, cioè mobili, cassettoni, librerie, i quali a loro volta hanno ricevuto nel corso del tempo una particolarissima attenzione dagli intarsiatori. Tant'è vero che, passando dallo studiolo di Gubbio di età rinascimentale ad altri esempi di intarsio praticati su arredamenti, viene immediato il richiamo ad un grande architetto e intagliatore e intarsiatore bergamasco che si chiama Giambattista Caniana, il quale operò tra la fine del Seicento ed il primo Settecento. Possiamo vedere ad esempio alcuni pannelli intarsiati per arredi di chiesa, confessionali, nei quali sono anche presenti degli effetti ottici
che hanno una modernità quasi sconcertante e che possono richiamare in taluni casi anche un effetto quasi optical. Insomma, la tradizione italiana in questo campo dell'arte è rinomata ed è stata rinomata in tutto il mondo, e la storia testimonia delle grandiose opere fatte e progettate e realizzate da questi grandi architetti intagliatori, tra i quali vorrei ricordare anche i fratelli Canozzi di Lendinara e Fra Giovanni da Verona, che operò tra il 1450 e il 1500.